Buongiorno. Non si vede, ma siamo tre gemelli. Sì. E lui l'abbiamo fatto nascere in Inghilterra, perché mia madre era più comodo così. Nel senso che abbiamo tutti la stessa età. E poi i destini ci hanno unito in laguna. Ecco, lui è Chris Wayman e dobbiamo ringraziare enormemente da cittadino di Sua Maestà Britannica, che ha capito a distanza di un sacco di anni dal libro, che era del come mi ha detto un signore prima, pensato nel 1977, siamo vicini come gli altri, e pubblicato nel 1978 grazie alla società Sette Mari, un libro che all'epoca fece scalpore, come mi spiegherà poi il mio gemello. Chris ha avuto il grande merito di fare la riedizione, la pubblicazione in inglese, e l'abbiamo addirittura presentato a Londra, all'Ufficio Italiano di Cultura, dove il direttore romano ci dice: io non voglio invitati italiani, ma solo inglesi. Abbiamo dovuto lasciare fuori dalla porta centinaia di persone britanniche che volevano sentire e ascoltare di Venezia e delle isole. Un bel successo, parliamo di 4 anni fa. Ecco, a te la parola, Chris. Okay. Buonasera. Quando anni fa ho deciso di venire a abitare a Venezia. Conoscevo solo le isole di Murano e Burano e non sapevo che Venezia, come ho imparato dagli amici veneziani, è la sua laguna. Con mio amico e collega John Francis Filimo, che aveva una bellissima libreria di libri antichi nel ghetto a Venezia, abbiamo pensato di ristampare libri su Venezia che erano fuori stampa o di pubblicare libri che non erano tradotti in inglese. Purtroppo John è in ospedale stasera perché è venuto qualcosa e mi dispiace che non è qui. Allo stesso tempo stavo imparando a vogare alla Veneta con la Sette Mari e devo dire che ho fatto la voga lunga domenica, adesso mi riposo un po'. Così ho scoperto la bellezza della laguna e ho imparato a apprezzare l'importanza delle isole nella storia della Serenissima. Ero curioso di conoscere sempre di più. La Sette Mari è un'associazione culturale che ha promosso la mostra ed il libro originale nelle isole abbandonate della laguna nel 78. Poiché conoscevi i gemelli, abbiamo deciso di ristampare il libro anche in inglese con un riassunto della situazione 30 anni dopo. Così John Francis, Anna, mia moglie che è lombarda, ed io, tutti i foresti, abbiamo cominciato il progetto con i gemelli in 2 lingue. Negli anni 70 i gemelli sono andati in giro nella laguna in un puparino con la macchina fotografica e hanno fatto ricerche sulla storia di ogni isola. Quando il libro fu pubblicato nel 78 erano nominate ben 16 isole abbandonate. E che cosa è successo dopo 30 anni? 10 sono ancora abbandonati, 4 hanno avuto un restauro parziale e 2, solo 2, non sono più abbandonati. Quello della Certosa, dove c'è un square, una marina, un albergo, un parco naturalistico, e Lazzaretto Nuovo, che è stato restaurato e dove ci sono più di 10.000 visitatori all'anno adesso. E noi daremo 10% dei valori dei vendite a Lazzaretto Nuovo, almeno facciamo un piccolo aiuto. Giorgio parlerà della storia e Maurizio delle prospettive per il futuro. Prima di passare la parola a Giorgio, vorrei leggere ciò che disse l'imperatore Francesco d'Austria nel 1838 a proposito del forte di Sant'Andrea. Lui ha detto: abbiate a cuore e conservate questo bel monumento, opere simili non si fanno più. Grazie.
sentendoti parlare, sai che la nostra città ha avuto una grande storia di libertà e autonomia che è cominciata dopo l'impero romano, eccetera. Poi abbiamo avuto delle esperienze diverse di amministrazioni validissime, francesi, austriache, e poi l'amministrazione del Regno d'Italia. Mi chiedo come sarebbe stata la storia se fossimo inglesi, no? O se ci fosse stata un'amministrazione inglese della città, perché ci sono molte affinità fra la storia dell'Inghilterra e la storia di Venezia, perché intanto sono due isole, spero di non essere irriverente nei tuoi confronti. Intanto la storia di due isole, questa piccola isola è diventata la dominatrice dell'Adriatico e per l'epoca era, diciamo, il mondo, e la vostra piccola isola è stata invece la dominatrice del mondo e continua anche dal punto di vista culturale ad essere la dominatrice del mondo. Scusate, questo parallelo non c'entrava niente, ma tanto per cominciare. Allora, diceva Chris, grosso modo ci siamo divisi i compiti, e io parlo un po' di storia e anche di geografia, parlo soprattutto del passato, e Maurizio parlerà di prospettive future, anche perché dopo l'Inghilterra, 3 anni fa, quando abbiamo presentato il libro, non abbiamo più avuto occasione di parlare di isole, e come vedrete, tra l'altro vedrete, non commentiamo le diapositive, le slide passeranno in sequenza. Poi eventualmente dopo il nostro intervento, se qualcuno avesse delle curiosità, magari rispondiamo, facciamo tipo un dibattito, e ci siamo organizzati così. E mi raccomandano invece, lo dico anche a voi, di restare nell'ora, perché alle 6 qua ci sono dei limiti anche di orario, di organizzazione, di impiegati. Noi alle 6, al massimo 6, 10, 6 e un quarto dobbiamo chiudere. Pertanto ci diamo un limite di tempo a tutti, e poi però diamo comunque la possibilità di parlare. E io proprio per così cercare di essere incuriosire il più possibile, affronterei 3 temi. Se siete d'accordo, casomai me lo dite, o se non siete d'accordo cambiamo discorso. Il primo tema è parlare un po' di laguna, perché quando si parla di isole si parla soprattutto di laguna, dell'evoluzione di questo spazio speciale. Poi, come secondo tema, io così, perché c'entra anche questo con la nostra storia, farei proprio una macro analisi cronologico, perché è un mondo che si trasforma dal punto di vista ambientale, ma anche la storia e la società si trasformano, e ovviamente la trasformazione è importante per l'evoluzione storico-sociale sia della laguna e soprattutto delle isole che la formano. Il terzo tema è tento di fare una classificazione, perché è giusto anche classificare le isole sia dal punto di vista della destinazione d'uso che anche, diciamo, dal punto di vista ambientale. Tentiamo di fare una classificazione. Tra l'altro il titolo che, come vedrete, il titolo che abbiamo indicato io e Maurizio 30-35 anni fa, quando abbiamo fatto questa prima esperienza come studiosi, l'abbiamo chiamata Isole Abbandonate, perché a noi in quel periodo là, siamo nel 76-77, per noi quelle erano le isole abbandonate. Vi dico subito, e questo qua ne abbiamo parlato anche prima con Maurizio, confesso un nostro peccato originale. Abbiamo commesso un errore, ci siamo dimenticati di un'isola che è molto importante, però è sconosciuta dalla maggior parte, che è l'isola di San Giuliano del Buonalbergo. San Giuliano del Buonalbergo è quell'isolotto che si vede dove c'è la dogana di Mestre, un isolotto un po' scomparso, un po' adesso che si è ridotto, ma lì, vedremo forse anche nelle slide, l'abbiamo trovato l'immagine dell'isoletta in un quadro del Battiglioli, che è un allievo del Battiglioli al museo carezzonico, e anche lì c'era un'isoletta importante con la sua chiesa, con il suo palazzo, diciamo, ostello, e che ospitava le persone, che sapete che il transito tradizionale fra l'Osellino, il Canal Salso, Mestre e Marghera partiva sempre da là più o meno.
almeno quelli che arrivavano da nord verso Venezia. Quelli che arrivavano da sud invece transitavano quasi sempre via Fusina, San Giorgio in Aida, Venezia. E come vedete nella copertina che è stata scelta da noi in quella ricerca è una copertina di una pianta piuttosto inedita del 1528 di Benedetto Bordone. Perché abbiamo scelto quella pianta, anche se era sconosciuta? Perché era la pianta che nell'immaginario, vedete come raccoglie un po' la laguna compresa fra la terraferma di Mestre di Marghera e gli altri spazi e i litorali, e la pianta del Bordone riporta esattamente 29 isole e 6 litorali con nomi, e ci pareva che questa rappresentasse molto il lavoro che andavamo a fare. Una pianta coeva, il Bordone si trova alla Marciana. Un'altra pianta molto importante che sicuramente conoscerete è quella realizzata da Jacopo de Barbari nel 1500, che è fatta circa 30 anni prima, 28 anni prima di questa. E la pianta del De Barbari, ed è indicata, se ve la ricordate, Venezia 1500, scritto in caratteri romani, porta diciamo solo 16 isole. Ha la rappresentazione della città di Venezia, che è quasi fotografica, e quella della laguna diciamo un po' meno, e sono rappresentate comunque 16 isole. Perché mi piace adesso ricordare questo confronto? Perché sono passati da Jacopo de Barbari a Bordone 28 anni, ma nelle 16 isole, che Bordone riporta 28 isole e Jacopo de Barbari 16, ma Jacopo de Barbari, che è nel 1500, riporta l'isola di Sant'Arian, che è un complesso di isole a nord, per chi conosce la laguna, a nord di Burano, che adesso è un ossario del comune, ma che questo convento femminile di monache era stato abbandonato nel 1510. Pertanto fra la pianta del Bordone e la pianta del De Barbari e la pianta del Bordone c'è addirittura questo messaggio, questa informazione. Torniamo tra l'altro è molto interessante perché le due piante sono tutte e due molto laiche, non riportano mai l'emblema, quello che appare quasi sempre nelle immagini veneziane, nelle stampe, che è il leone di San Marco, no? Che rappresenta la forza, no? la Repubblica e anche la religiosità della comunità. E tutte e due, sia Bordone che Jacopo de Barbari, non riportano il leone di San Marco. E dico laiche perché addirittura Jacopo de Barbari riporta in alto Mercurio e in basso Nettuno. Mercurio, come sapete, è il dio del commercio, il dio dei traffici, il dio della comunicazione, e Mercurio guarda Nettuno. Come dire, siamo noi che comandiamo, tu comandi il mare e i venti che ci sono attorno, però questa è una città, questa è una comunità dei commerci e pertanto è meglio tenersi buoni questi personaggi. Vi dicevo prima, parliamo un po' di tutto, parlando ovviamente delle isole, e parliamo soprattutto di laguna. La laguna è un fenomeno abbastanza diffuso al mondo, ce ne sono parecchie di lagune, hanno una particolarità unica, che praticamente come si formano altrettanto velocemente si autodistruggono. La laguna è il prodotto della formazione e della collaborazione speciale fra il mare e i fiumi. I fiumi portano dei detriti, il mare delle sabbie, si formano questi spazi che si chiamano lagune. La laguna di Venezia è il frutto di una collaborazione ancora più speciale, perché oltre al mare e alla laguna c'è anche la mano dell'uomo. La laguna di Venezia, se non ci fosse stato questo massiccio intervento antropico, non sarebbe la laguna che noi vediamo. Tra l'altro in antichità le lagune erano molto estese, da Ravenna a Grado, sono quasi tutte scomparse. Per esempio Ravenna non è più una città di mare, no? Sapete, il suo porto è a Classe ed è a 30 km spostato, ma se vediamo anche in altre situazioni la laguna non esiste più e si è interrata. Aspettate che controllo l'ora perché
Cosa abbiamo? 20 minuti, no? Pertanto altri 10 minuti, sono perfetti. Vi risparmio alcuni dati, dei numeri. Chi vuole vedere su internet, se voi guardate isole della laguna, ci sono una miriade di informazioni. Ci sono addirittura quante sono, la superficie, eccetera. Io vi dico in maniera così riassuntiva, guardavo proprio, forse Wikipedia, no, forse un altro sito, abbiamo qui degli esperti di comunicazione in rete, e danno, lo so perché poi li ho contati anch'io, nella laguna di Venezia le isole sono circa 70, di cui circa 20 sono abitate, no, le più importanti le conosciamo. Una quarantina sono abitate saltuariamente, mi riferisco ai casoni da pesca, alle motte, non dico le casse di colmata che sono ritornate ad essere isole, ma sono isole anche quelle a tutti gli effetti. 10 attualmente sono le cosiddette abbandonate, parliamo di 2013, e magari il prossimo anno, chissà, la situazione sarà diversa, speriamo migliore. La superficie occupata dalle isole è di circa 2000 ettari. La laguna è 550 km quadrati. Per darvi un ordine così di grandezza, la città di Venezia è circa 550 ettari. Sant'Erasmo, che è un'isola grande, è 325, tanto per dire. La formazione, parliamo anche un po' di geografia, oltre che visto che poi le isole derivano sempre da questa situazione. La formazione, prima vi ho parlato della laguna, questo complesso, ma poi all'interno della laguna si formano le isole, e le isole sono di 3 formazioni: una formazione da fiume, una formazione da mare e una formazione invece artificiale. Un esempio di una isola da fiume è Rialto, un altro esempio è San Marco, e se vogliamo invece quella di mare, l'esempio classico è Lido, per esempio. E anche Sant'Erasmo, perché Sant'Erasmo in antichità, e neanche tanto in antichità, fino alla fine dell'Ottocento, era considerato litorale. Altre isole artificiali, ce ne sono parecchie, quasi tutte si chiamano sacche. Per esempio Sacca Sessola, la conosciamo tutti, adesso è un'isola per il momento abbandonata. Comunque Sacca Sessola è una delle isole che si sono prodotte nel progetto della Grande Venezia Industriale, e è stata fatta praticamente con quello che hanno scavato per fare la marittima alla fine dell'Ottocento. Non sapevano ovviamente dove buttare le cose, le hanno buttate in questa sacca e hanno fondato un'isola che poi è diventato un famoso ospedale negli anni 30. A proposito di Mestre, ho letto una cosa anche abbastanza curiosa. Sapete che il canale Salso è stato scavato, forse molti di noi si ricordano, no, l'ultima volta è stato interrato negli anni 70, no? Per migliorare la viabilità di Piazza Vacca, eccetera. L'altro pezzo era stato imbonito negli anni 30, esattamente nel 34, perché prima il canale Salso arrivava proprio a ridosso di Coin, per intenderci, eravamo quasi a ridosso del Mar Senego. E quel pezzo là di circa 500 metri nel 1934 è stato imbonito perché qualcuno ha tirato fuori, cominciano a svilupparsi le macchine, abbiamo bisogno di una strada e di una piazza più grande, eccetera eccetera, ma la verità è che stavano realizzando il ponte del Littorio, il ponte automobilistico. Avevano buttato per aria tutte le case che c'erano in quel posto a Piazzale Roma, no? E tutti i cosiddetti rovinassi li hanno buttati per coprire quella parte. La storia poi è questa, perché poi gira e rigira si cercano di fare gli interessi della città e anche di rendere più moderni gli spazi. Vi avevo promesso una macrosintesi anche storica, no? Perché c'è stata questa evoluzione. Quando noi magari a scuola ci insegnavano, c'è sempre questa leggenda di Venezia, delle invasioni barbariche, prima non c'era nessuno, poi miracolosamente si forma questa comunità in mezzo alla laguna. E queste sono veramente leggende, perché la laguna, vi ho detto, è molto giovane dal punto di vista storico, solo 6.000 anni, però è quasi sempre stata abitata.
Ovviamente gli archeologi stanno facendo dei grandi lavori e adesso è documentata, soprattutto per merito di Ernesto Canal e di Vladimiro Dorigo, è documentata dal punto di vista archeologico tutta la parte dell'epoca romana. Pertanto esiste un periodo romano e che adesso è difficile scavare, perché sapete, gli archeologi hanno un grande vantaggio, che ti dicono la verità su cosa era successo tanti migliaia di anni fa, e però c'è il risvolto un po' più delicato, che un documento si legge e poi si rimette là e magari si conserva. Quando arrivano gli archeologi, è vero, scavano, trovano e distruggono, perché poi quando uno scava devi scegliere cosa salvare e non salvi tutto il resto. Comunque per fortuna abbiamo questa grande... Per parlare del periodo romano, la laguna è sicuramente abitata, ci sono delle ville romane e, ripeto, sono state documentate dagli archeologi, ma le vere città importanti sono le città, i municipi della comunità romana. Se vogliamo partire da ovest, partiamo da Aquileia, che sapete è un grande centro molto importante, scendendo verso est, Concordia, Oderzo, Altino, Padova, Monselice. Queste sono delle grossissime realtà. Quando circa finisce più o meno lo splendore di Roma e non sa più come difendersi, e queste comunità, quasi tutte queste comunità, si riversano sulla costa. Quelli di Aquileia vanno verso Grado, quelli di Concordia e Eraclea, città nuova, che poi anche lì ha cambiato nome, quelli di Oderzo lo stesso verso Equilo, che sarebbe Jesolo, che è importante, quelli di Altino verso Torcello e verso Murano, perché si pensa che Murano sia probabilmente più antica della città di Venezia. E da Padova vanno a Metamauco, cioè a Malamocco, che è una grossa realtà. Da est e Monselice vanno verso Chioggia. Queste sono le comunità e gli spostamenti. Tra l'altro Venezia non si chiama Venezia, tutta la regione si chiama Venezia ed Istria. Cosa succede poi? Che un po' si litigano tra loro, un po' è la natura, perché sapete fra alluvioni, fra regressioni, trasgressioni marine, ci sono dei maremoti, ci sono delle situazioni un po' particolari. Fatto sta che dopo qualche secolo Metamauco, Malamocco per esempio, subisce un maremoto notevole, e questa comunità, ripeto, che parte da Aquileia, da Grado, e si forma già il Dogado, non più sotto il cappello dell'impero romano, ma sotto quello che continuava ad essere l'impero romano, cioè Bisanzio, e questo Dogado si sposta verso est, da Grado a Equilo, da Equilo a Metamauco, e da Metamauco si arriva alle isole più sicure, più protette di Rialto e San Marco. Tutte queste è un insieme di isole, le isole, perché parliamo di isole, le isole più vicine a San Marco e a Rialto formano la città, le isole che fanno da arcipelago hanno tutte una destinazione e una funzione diversa. Le isole vicine attraverso i ponti si uniscono e cresce questa comunità che, badate bene, siamo nel Medioevo, non viene mai definita Venezia, non si chiama Venezia, si chiama la comunità di Rialto, come le altre, e Venezia è un nome che appare ufficialmente alla metà del 400. Quando la città si definisce dominante e si definisce serenissima, viene anche chiamata Venezia. Il Bordone non c'è scritto Venezia, invece Jacopo de Barbari scrive Venezie e prende a prestito le origini, cioè l'origine della regione, perché poi tutti cominciano a chiamare Venezia questo gruppo di isole in mezzo alla laguna. Poi comincia un altro periodo, fra il tardo romano e il Medioevo comincia un altro periodo di popolamento di questa comunità tra Rialto e San Marco, e siamo già nel V e VI secolo. Vive la società, la comunità sopravvive perché c'è l'acqua, perché c'è la caccia, perché ci sono i pesci ovviamente, e c'è anche terra da coltivare, e soprattutto sopravvive e si arricchisce perché c'è il sale.
con il sale cominciano e attraverso i fiumi conoscono bene perché hanno le barche, ormai è diventata una comunità anfibia. Un grande Goethe, mi pare, no? Un grande storico tedesco dice questa comunità di castori, credo che sia questa repubblica di castori, proprio la definisce, perché è vero che si costruisce sull'acqua, eccetera. Man mano che progredisce, si evolve la comunità e la ricchezza, ripeto, con il sale, aumentano le risorse, le barche non sono più quelle che sono adatte per attraversare per la laguna e andare per i fiumi, costruiscono barche sempre più grandi, si va verso i fratelli dell'Istria, perché la regione era sempre più o meno la stessa, poi aumentando sempre le risorse cominciano i grandi trasferimenti sull'Adriatico e soprattutto verso l'Oriente. La grande fortuna della comunità è di essere il baricentro in tutti i sensi, culturale, commerciale, fra Oriente ed Occidente. E qui siamo già in epoca moderna, la Repubblica e i personaggi, i politici che governano questa città capiscono subito una cosa, che è vero c'è la ricchezza del sale eccetera, però dal punto di vista difensivo le mura importanti, le mura della patria è l'acqua, cioè la laguna rappresenta un grande vantaggio anche per tutta la comunità. Nell'entroterra in terraferma si formavano queste alte torri o mura enormi. A Venezia capiscono che la laguna e l'acqua è la cosa più importante, e da qui cominciano una serie, anche grazie agli studiosi di Padova eccetera, una serie di grandi ingegneri idraulici. E vi riporto solo una cosa perché è molto curiosa. Siamo nel 400 e mi fa ridere adesso quando parliamo del 28 anni, ma nelle 16 isole che Bordone riporta 28 isole e Jacopo de Barbari 16, ma Jacopo de Barbari, che è del 1500, riporta l'isola di Sant'Arian, che è un complesso di isole a nord, per chi conosce la laguna, a nord di Burano, che adesso è un ossario del comune, ma che questo convento femminile di monache era stato abbandonato nel 1510. Pertanto fra la pianta del Bordone e la pianta del De Barbari e la pianta del Bordone c'è addirittura questo messaggio, questa informazione. Torniamo tra l'altro è molto interessante perché le due piante sono tutte e due molto laiche e non riportano mai l'emblema, quello che appare quasi sempre nelle immagini veneziane, nelle stampe, che è il leone di San Marco, no? Che rappresenta la forza, no? la Repubblica e anche la religiosità della comunità. E tutte e due, sia Bordone che Jacopo de Barbari, non riportano il leone di San Marco. E dico laiche perché addirittura Jacopo de Barbari riporta in alto Mercurio e in basso Nettuno. Mercurio, come sapete, è il dio del commercio, il dio dei traffici, il dio della comunicazione, e Mercurio guarda Nettuno. Come dire, siamo noi che comandiamo, tu comandi il mare e i venti che ci sono attorno, però questa è una città, questa è una comunità dei commerci e pertanto è meglio tenersi buoni questi personaggi. Vi dicevo prima, parliamo un po' di tutto, parlando ovviamente delle isole e parliamo soprattutto di laguna. La laguna è un fenomeno abbastanza diffuso al mondo, ce ne sono parecchie di lagune, hanno una particolarità unica, che praticamente come si formano altrettanto velocemente si autodistruggono. La laguna è il prodotto della formazione e della collaborazione speciale fra il mare e i fiumi. I fiumi portano dei detriti, il mare delle sabbie, si formano questi spazi che si chiamano lagune. La laguna di Venezia è il frutto di una collaborazione ancora più speciale, perché oltre al mare e alla laguna c'è anche la mano dell'uomo. La laguna di Venezia, se non ci fosse stato questo massiccio intervento antropico, non sarebbe la laguna che noi vediamo. Tra l'altro in antichità le lagune erano molto estese, da Ravenna a Grado,
sono quasi tutte scomparse. Per esempio Ravenna non è più una città di mare, no? Sapete, il suo porto è a Classe ed è a 30 km spostato, ma se vediamo anche in altre situazioni diciamo, la laguna non esiste più e si è interrata. Aspettate che controllo l'ora, perché cosa abbiamo? 20 minuti, no? Pertanto altri 10 minuti sono perfetti. Vi risparmio alcuni dati, dei numeri. Chi vuole vedere su internet, se voi guardate isole della laguna, ci sono una miriade di informazioni. Ci sono addirittura quante sono, la superficie, eccetera. Io vi dico in maniera così riassuntiva, guardavo proprio, forse l'Wikipedia vostra, no, o forse un altro sito, abbiamo qui degli esperti di comunicazione in rete, e danno, ma lo so perché poi li ho contati anch'io, nella laguna di Venezia le isole sono circa 70, di cui circa 20 sono abitate, no, le più importanti le conosciamo. Una quarantina sono abitate saltuariamente, mi riferisco ai casoni da pesca, alle motte, non dico le casse di colmata che sono ritornate ad essere isole, ma sono isole anche quelle a tutti gli effetti. 10 attualmente sono le cosiddette abbandonate, parliamo di 2013, e magari il prossimo anno, chissà, la situazione sarà diversa, speriamo migliore. La superficie occupata dalle isole è di circa 2000 ettari. La laguna è 550 km quadrati. Per darvi un ordine così di grandezza, la città di Venezia è circa 550 ettari. Sant'Erasmo, che è un'isola grande, è 325, tanto per dire. La formazione, parliamo anche un po' di geografia, oltre che visto che poi le isole derivano sempre da questa situazione. La formazione, prima vi ho parlato della laguna, questo complesso, ma poi all'interno della laguna si formano le isole, e le isole sono di 3 formazioni: una formazione da fiume, una formazione da mare e una formazione invece artificiale. Un esempio di una isola da fiume è Rialto, un altro esempio è San Marco, e se vogliamo invece quella di mare, l'esempio classico è Lido, per esempio. E anche Sant'Erasmo, perché Sant'Erasmo in antichità, e neanche tanto in antichità, fino alla fine dell'Ottocento, era considerato litorale. Altre isole artificiali, ce ne sono parecchie, quasi tutte si chiamano sacche. Per esempio Sacca Sessola, la conosciamo tutti, adesso è un'isola per il momento abbandonata. Comunque Sacca Sessola è una delle isole che si sono prodotte nel progetto della Grande Venezia Industriale, e è stata fatta praticamente con quello che hanno scavato per fare la marittima alla fine dell'Ottocento. Non sapevano ovviamente dove buttare le cose, le hanno buttate in questa sacca e hanno fondato un'isola che poi è diventato un famoso ospedale negli anni 30. A proposito di Mestre, ho letto una cosa anche abbastanza curiosa. Sapete che il canale Salso è stato scavato, forse molti di noi si ricordano, no, l'ultima volta è stato interrato negli anni 70, no? Per migliorare la viabilità di Piazza Varca, eccetera. L'altro pezzo era stato imbonito negli anni 30, esattamente nel 34, perché prima il canale Salso arrivava proprio a ridosso di Coim, per intenderci, eravamo quasi a ridosso del Mar Senego. E quel pezzo là di circa 500 metri nel 1934 è stato imbonito perché qualcuno ha tirato fuori, cominciano a svilupparsi le macchine, abbiamo bisogno di una strada e di una piazza più grande, eccetera eccetera, ma la verità è che stavano realizzando il ponte del Littorio, il ponte automobilistico. Avevano buttato per aria tutte le case che c'erano in quel posto a Piazzale Roma, no? E tutti i cosiddetti rovinassi li hanno buttati per coprire quella parte. La storia poi è questa, perché poi gira e rigira si cercano di fare gli interessi della città e anche di rendere più moderni gli spazi. Vi avevo promesso una macrosintesi anche storica, no? Perché c'è stata questa evoluzione. Quando noi magari a scuola ci insegnavano, c'è sempre questa leggenda
di Venezia, delle invasioni barbariche. Prima non c'era nessuno, poi miracolosamente si forma questa comunità in mezzo alla laguna. E queste sono veramente leggende, perché la laguna, vi ho detto, è molto giovane dal punto di vista storico, solo 6.000 anni, però è quasi sempre stata abitata. Ovviamente gli archeologi stanno facendo dei grandi lavori e adesso è documentata, soprattutto per merito di Ernesto Canal e di Vladimiro Dorigo, è documentata dal punto di vista archeologico tutta la parte dell'epoca romana. Pertanto esiste un periodo romano e che adesso è difficile scavare, perché sapete, gli archeologi hanno un grande vantaggio, che ti dicono la verità su cosa era successo tanti migliaia di anni fa, e però c'è il risvolto un po' più delicato, che un documento si legge e poi si rimette là e magari si conserva. Quando arrivano gli archeologi, è vero, scavano, trovano e distruggono, perché poi quando uno scava devi scegliere cosa salvare e non salvi tutto il resto. Comunque per fortuna abbiamo questa grande... Per parlare del periodo romano, la laguna è sicuramente abitata, ci sono delle ville romane e, ripeto, sono state documentate dagli archeologi, ma le vere città importanti sono le città, i municipi della comunità romana. Se vogliamo partire da ovest, partiamo da Aquileia, che sapete è un grande centro molto importante, scendendo verso est, Concordia, Oderzo, Altino, Padova, Monselice. Queste sono delle grossissime realtà. Quando circa finisce più o meno lo splendore di Roma e non sa più come difendersi, e queste comunità, quasi tutte queste comunità, si riversano sulla costa. Quelli di Aquileia vanno verso Grado, quelli di Concordia e Eraclea, Cittanova, che poi anche lì ha cambiato nome, quelli di Oderzo lo stesso verso Equilo, che sarebbe Jesolo, che è importante, quelli di Altino verso Torcello e verso Murano, perché si pensa che Murano sia probabilmente più antica della città di Venezia. E da Padova vanno a Metamauco, cioè a Malamocco, che è una grossa realtà. Da est e Monselice vanno verso Chioggia. Queste sono le comunità e gli spostamenti. Tra l'altro Venezia non si chiama Venezia, tutta la regione si chiama Venezia ed Istria. Cosa succede poi? Che un po' si litigano tra loro, un po' è la natura, perché sapete fra alluvioni, fra regressioni, trasgressioni marine, ci sono dei maremoti, ci sono delle situazioni un po' particolari. Fatto sta che dopo qualche secolo Metamauco, Malamocco per esempio, subisce un maremoto notevole, e questa comunità, ripeto, che parte da Aquileia, da Grado, e si forma già il Dogado, non più sotto il cappello dell'impero romano, ma sotto quello che continuava ad essere l'impero romano, cioè Bisanzio, e questo Dogado si sposta verso est, da Grado a Equilo, da Equilo a Metamauco, e da Metamauco si arriva alle isole più sicure, più protette di Rialto e San Marco. Tutte queste è un insieme di isole, le isole, perché parliamo di isole, le isole più vicine a San Marco e a Rialto formano la città, le isole che fanno da arcipelago hanno tutte una destinazione e una funzione diversa. Le isole vicine, attraverso i ponti, si uniscono e cresce questa comunità, che, badate bene, siamo nel Medioevo, non viene mai definita Venezia, non si chiama Venezia, si chiama la comunità di Rialto, come le altre, e Venezia è un nome che appare ufficialmente alla metà del 400. Quando la città si definisce dominante e si definisce serenissima, viene anche chiamata Venezia. Il Bordone non c'è scritto Venezia, invece Jacopo de Barbari scrive Venezie e prende a prestito le origini, cioè l'origine della regione, perché poi tutti cominciano a chiamare Venezia questo gruppo di isole in mezzo alla laguna. Poi comincia un altro periodo, fra il tardo romano e il Medioevo comincia un altro periodo di popolamento di questa comunità tra Rialto e San Marco, e siamo già nel V e VI secolo.
vive, la società, la comunità sopravvive perché c'è l'acqua, perché c'è la caccia, perché ci sono i pesci ovviamente, e c'è anche terra da coltivare, e soprattutto sopravvive e si arricchisce perché c'è il sale. Con il sale cominciano, e attraverso i fiumi conoscono bene perché hanno le barche, ormai è diventata una comunità anfibia. Un grande Goethe, mi pare, no? Un grande storico tedesco, dice questa comunità di castori, credo che sia questa repubblica di castori, proprio la definisce, perché è vero che si costruisce sull'acqua, eccetera. Man mano che progredisce e si evolve la comunità e la ricchezza, ripeto, con il sale aumentano le risorse, le barche non sono più quelle che sono adatte per attraversare per la laguna e andare per i fiumi, costruiscono barche sempre più grandi, si va verso i fratelli dell'Istria, perché la regione era sempre più o meno la stessa, poi aumentando sempre le risorse cominciano i grandi trasferimenti sull'Adriatico e soprattutto verso l'Oriente. La grande fortuna della comunità è di essere il baricentro in tutti i sensi, culturale, commerciale, fra Oriente ed Occidente. E qui siamo già in epoca moderna, la Repubblica e i personaggi, i politici che governano questa città capiscono subito una cosa, che è vero c'è la ricchezza del sale eccetera, però dal punto di vista difensivo le mura importanti, le mura della patria è l'acqua, cioè la laguna rappresenta un grande vantaggio anche per tutta la comunità. Nell'entroterra in terraferma si formavano queste alte torri o mura enormi. A Venezia capiscono che la laguna e l'acqua è la cosa più importante, e da qui cominciano una serie, anche grazie agli studiosi di Padova eccetera, una serie di grandi ingegneri idraulici. E vi riporto solo una cosa perché è molto curiosa. Siamo nel 400 e mi fa ridere adesso quando parliamo del Mose, no? Perché i conflitti e le prese di posizione ci sono sempre stati, no? su temi così importanti. Quella volta si parlava di sicurezza, adesso si parla di salvaguardia, che poi è più o meno la stessa cosa. E qui siamo a metà del 400, c'è un bellissimo scontro, ne è riportato da numerosi studiosi, fra Cristoforo Sabadino e Andrea Cornaro. E sono entrambi bravissimi, entrambi ingegneri. E cosa dice uno e cosa dice l'altro? Cristoforo Sabadino dice: l'acqua è fondamentale, dobbiamo fare di tutto per conservare la laguna. E Alvise Cornaro dice: sì, l'acqua è fondamentale, però possiamo benissimo fare degli argini e fare in modo che i fiumi vadano direttamente verso il mare, e gli altri spazi che adesso sono paludi li occupiamo per bonificare, perché abbiamo bisogno anche di campi e di frumento, perché la grande paura era quella di essere assediati, che non avevano più questa possibilità di andare verso i fiumi e risalire l'entroterra per fare riserva. È andata a finire che vince Sabadino, e Sabadino vince, ma vince nel senso anche culturale, nel senso che da quel momento c'è questo processo, questo progetto che viene realizzato, che è una cosa incredibile, della deviazione dei fiumi che sfociavano in laguna, tipo il Brenta, tipo il Piave e altri fiumi, li portano direttamente fuori. Pensate l'enormità della realizzazione. Poi, se vogliamo parlare sempre di conservazione, dopo questa deviazione dei fiumi, perché vogliono deviare i fiumi? Perché i fiumi portavano dei detriti, e i detriti c'era il rischio che la laguna si interrasse. È esattamente il fenomeno contrario di quello che succede adesso. Se voi sentite l'ingegnere Luigi Dal Paus, adesso abbiamo esattamente il problema contrario. Ci sono pochi detriti che arrivano, e molto, per effetto dei motori, per effetto delle correnti, per effetto di tante cose, i detriti vanno verso... E siamo arrivati adesso ad una profondità media molto più alta rispetto a 20 anni fa e a 50 anni fa, e si rischia che questo fenomeno proceda, ed è uno dei grandi problemi, forse poco risolti dal Mose, dagli ingegneri del Mose, perché si sono preoccupati soprattutto delle alte maree, non si sono preoccupati di questo
problema che comunque secondo me verrà risolto. Sempre per parlare di isole e poi concludere dal punto di vista storico, dopo il periodo del Medioevo, dell'epoca moderna, comincia l'epoca contemporanea. L'epoca contemporanea gli italiani la fanno partire dal ciclone napoleonico, no? Cambia tutto con la rivoluzione francese, a Venezia cambia tantissimo per le isole, perché le numerosissime isole, quelle più piccole, che tutte avevano quasi tutte dei conventi o avevano delle funzionalità proprie, vengono, diciamo, abbandonate, nel senso che mandano via i religiosi, e su quasi tutte le isole vengono insediati delle strutture militari. Quasi tutte le piccole isole nell'Ottocento diventano o fortini o presidi militari, cosa che poi continua con gli austriaci e continua anche con l'esercito italiano. Qualcuno di voi magari ha fatto il militare si ricorderà il Lazzaretto Nuovo, c'erano i lagunari, e la Certosa c'erano i militari come il Lazzaretto Vecchio, eccetera. Ho ancora un po' di tempo, sì. No, tanto. No, finisco. No, volevo parlare un po' di classificazione e poi concludo. Come classificazione delle isole si possono usare dei criteri diversi, no? Gli storici spesso per la città usano il criterio della destinazione, no? Una destinazione politica, San Marco, commerciale, Rialto, manifatturiera, industriale, Murano, la Giudecca, l'Arsenale, produttiva, Pellestrina, eccetera, sanitaria ospedaliera, i lazzaretti, soprattutto nei periodi della peste, e successivamente nell'Ottocento i manicomi e le isole diverse. Poi ci sono queste destinazioni religiose, cimiteriali, perché il cimitero di Venezia è stato realizzato nel 1836 con l'unione di due isole, no? San Cristoforo e San Michele. Poi ci sono anche le isole cosiddette aeroportuali. Qualcuno si ricorderà che il Lido, che era classificato in zona di pertinenza militare fino al 1904, poi diventa aeroporto, con due aeroporti, l'Idroscalo alla Sant'Andrea e San Nicolò, e questo aeroporto è stato usato come aeroporto della nostra città fino al 1962. E poi è possibile un'altra classificazione, certo. Gli storici, ne avete sentito parlare, parlano spesso di isole scomparse. Quando c'è stata questa deviazione dei fiumi e altre situazioni un po' più alluvionali, ci sono state delle isole molto importanti che sono completamente scomparse. Avrete sentito parlare di Amiana, di Costanziaco, di Abbondia, San Giuliano del Buon Albergo è una cosa un po' più recente, e altre isole. Poi noi possiamo benissimo dividere come classificazione fra isole abitate o non abitate, fra maggiori o minori, di solito no, Murano, eccetera, le altre. La divisione che abbiamo dato noi era isole abbandonate, anche se è un concetto un po' strano, perché pensate che per i nostri bisnonni, per esempio, Sant'Elena era un'isola abbandonata. Sant'Elena, c'è stato un matto alla fine dell'Ottocento. Sant'Elena è un isolotto in mezzo alle balene, fra la punta della motta di Sant'Antonio di Castello e il Lido. Tutto attorno ci sono balene. Questa è Sant'Elena alla fine dell'Ottocento. Arriva un matto che si chiama Stefano Vincenzo Breda, che forse conosciamo, che è quello poi dei cantieri Breda, che si fa dare dal demanio l'isola. Fa costruire una fabbrica di carrozze ferroviarie a Sant'Elena, allarga un po' l'isola, però è un'isola abbandonata, perché lui spera che è stata costruita la ferrovia e il ponte translagunare nel 1846 dagli austriaci, spera anche che alla fine del secolo dell'Ottocento gli italiani costruiscono un altro sbocco ferroviario fra la Sant'Elena, le Vignole, Sant'Erasmo e via Fausta, per collegare la città con la ferrovia a San Donato. Dopo gli va male, l'isola ritorna ad essere abbandonata, e poi a ridosso della prima guerra mondiale viene fatta questa opera di bonifica enorme e Sant'Elena diventa un quartiere e ha attaccato a tutti gli effetti a Venezia. Un'altra isola abbandonata è San Giorgio Maggiore.
San Giorgio Maggiore ha tutta una sua storia di abbandono dei benedettini nel 1806, poi arriva l'artiglieria, poi anche lì c'è un periodo di degrado, e addirittura ho letto in un quotidiano che qualcuno si lamentava perché la chiesa del Palladio aveva solo 2 frati che la conservavano, che insomma non era un aspetto anche abbastanza delicato. San Giorgio Maggiore, come sapete, non è più abbandonata da quando Vittorio Cini l'ha presa in custodia, è diventata l'isola della cultura. Ma altra isola abbandonata è Sant'Erasmo, altra isola abbandonata, sì, per un certo periodo, per un discorso di malaria. E altre isole abbandonate sono le 2 isole che sono il paradigma adesso del passato, che sono quelle dove sono rimasti i conventi, cioè San Francesco del Deserto e San Lazzaro degli Armeni. San Lazzaro degli Armeni è abbandonato dai frati che arrivano a Sant'Ilario, e all'inizio del fine 600, all'inizio del 700 la Repubblica la dà ai padri mechitaristi, che sono poi ortodossi, che scappavano dai turchi, e lì rinasce l'isola come era una volta. E lo stesso discorso vale per San Francesco del Deserto. San Francesco del Deserto, con i napoleonici, i francescani vengono mandati via, e poi per una serie di cose che adesso non vi dico, poi ritornano e rimangono a conservare l'isola. Un altro tipo di classificazione, e qui veniamo e chiudo al discorso delle isole abbandonate, possiamo usare anche adesso l'aggettivo recuperate, perché per esempio Lazzaretto Vecchio, magari ne parlerà anche dopo Maurizio, è un'isola abbandonata, ma il nostro comune in questi anni ha speso molti soldi per restaurarla, perché è previsto un museo della laguna, però fino adesso è chiusa e sta facendo un po' sta avendo il problema delle altre isole abbandonate. Se pensiamo a San Clemente avete presente dov'è, no? Da monastero diventa ospedale, poi è abbandonata per un periodo, poi diventa albergo. Vedete come cambia la situazione. San Giacomo in Palude, che è quello da Murano che va verso Mazzorbo, adesso era abbandonata, ci sono dei progetti ma non si capisce bene. Santo Spirito lo stesso, ma mi pare un padovano, vedo che l'ha rilevata dal comune, però non si sa. E poi le isole che diceva prima Chris, che sono un po' il fiore all'occhiello nostro, che sono state recuperate, la Certosa e il Lazzaretto Nuovo. Io ho chiuso. Quando parlo di isole mi piace sempre ricordare, e della nostra laguna, che poi ne parlerà anche Maurizio parlerà, forse io ho parlato più di laguna di qua, e Maurizio forse parla più di laguna verso Mestre, e di Mestre anche. E mi piace sempre ricordare Josip Brodsky, non so se un premio Nobel che amava Venezia, era un russo che poi era andato negli Stati Uniti, che aveva scritto un bellissimo romanzo, Il campione degli incurabili, no? E diceva Brodsky che la laguna... Cosa? Fulmine degli incurabili, sì, che bello anche. Comunque ha scritto diverse cose anche su Venezia, no? Sì, Fulmine degli incurabili. E ha scritto, lui amava la città e ci veniva, lui abitava a New York, insegnava a New York, e veniva soprattutto d'inverno perché non sopportava la città d'estate. No, diceva che la laguna e le sue isole sono un'opera d'arte. Diceva un'opera d'arte ha 2 destini normalmente, o viene distrutta o illumina o continua a illuminare il cuore degli uomini. E poi diceva, speriamo che questa opera nostra non venga distrutta, questa bellissima opera d'arte che abbiamo qui a portata di mano, non venga distrutta ma continui a illuminare il cuore degli uomini. Grazie dell'attenzione. Convenite con me che è bello ascoltare i 2 gemelli. È interessante perché mio fratello parla di storia, ma è bello il concetto molto relativo di ambiente, di isole. Basta fare delle riflessioni storiche e il nostro cervello spazia con la fantasia. Forse non lo immaginavate voi, no? Questa civiltà lagunare che cambia attraverso i secoli a seconda delle diverse culture. I Veneti, per esempio, amavano più i Romani che i Bizantini, perché i propri bizantini non li sopportavano. E come Mestre 8 secoli fa era più legata a Treviso, a Terraferma. Tu prima hai parlato di forti. La Torre di Mestre, se non sbaglio, ce n'erano 10, c'era tutta un'altra cultura di difesa del territorio rispetto a qualche miglio più in là. Allora, abbiamo pochi minuti, ma 20. Allora, io volevo
parlare soprattutto di futuro e anche molto di fantasia. La mia fantasia attuale che ho, pensando alla trasformazione del territorio mestrino e veneziano, è la grande opportunità che ci verrà offerta, speriamo bene, perché qua le cose stanno andando maluccio, Forte Marghera. Forte Marghera è la metafora del nostro futuro, del legame tra la cultura di terraferma e la cultura lagunare. C'è questo bellissimo forte pensato dagli francesi, poi realizzato, concepito da Napoleone, poi realizzato dagli austriaci, che è questa forma raggiera a doppia stella, che ha tutta una concatenazione di canali, è la zona di congiunzione ideale tra la città nuova e la città vecchia, e dà come un senso di continuità alla storia. Mio fratello mi è piaciuto, non ho sentito il suo, cosa avrebbe detto oggi, siamo gemelli ma ci frequentiamo, ma è molto bello anche questo senso incerto delle civiltà, che va da Aquileia, che era la città più importante della penisola italiana, dopo Roma, era la metropoli Aquileia, con la chiesa aquileiense, un posto, un faro culturale che abbracciava praticamente anche il centro dell'Europa. Vedi come si cambia, tu hai detto verso est, invece si andava verso ovest, la civiltà di Grado, Equilio, Altino, che poi Altino è la Venezia prima di Venezia. La stessa Padova, anche qui dare il concetto relativo dell'ambiente attraverso i secoli che passano. Padova era una città fluviale, era un porto fluviale, molto più vicino alla laguna rispetto oggi. E la nostra civiltà ci porta poi anche un po' più distante, ci porta ad Adria, ci porta a Spina addirittura, così hanno detto gli archeologi svedesi, di cultura etrusca, e addirittura di derivazione fenicia, per cui quando si comincia a parlare di storia si viaggia e si spazia nella fantasia. Ecco, noi, e qui torniamo a cascare per terra, nel 77, quando abbiamo pensato al libro assieme all'associazione Sette Mari, Nomen Omen, Sette Mari, erano le lagune interne che andavano da Ravenna a Tergestum, a Trieste, e permetteva ai naviganti di portare le mercanzie in totale protezione, per cui noi ci siamo trovati con la Sette Mari a parlare poi di un argomento storico molto bello. Eravamo figli della nostra cultura. Negli anni 70 gli italiani, io mi ricordo a scuola, ho fatto il Foscari qua a Mestre, quando la nostra professoressa di geografia, professoressa Cavadini, parlava: sapete ragazzi cos'è l'ecologia? Nessuno lo sapeva. Ecco, negli anni 70 si comincia a parlare il dibattito della difesa dell'ambiente, e noi siamo figli di quel periodo lì. E la difesa dell'ambiente fa sì che nel 71-72 a Trento si inventa una marcia longa. Uno di Rosa Salva, che faceva il militare lì, torna a Venezia e dice: perché non facciamo la voga longa? Ed era l'anno 75. Allora pensate, questa nostra realtà lagunare che si inventa il ritorno della Barcarena. Ormai stavano scomparendo le barche, scomparendo una certa cultura peschereccia, e c'era questo legame forte con la tradizione e col territorio. Noi ventenni eravamo figli di quel momento lì culturale, e ci siamo legati alla voga longa come fosse un nostro modo di sopravvivere. Adesso vedo che ci sono 7.000 vogatori, 1.700 barche, poi guardiamo le barche, sono quasi tutti stranieri, ma non importa, anche lì foresti, però è un segno che è quello di cultura. Ecco, mi è piaciuto l'intervento del mio fratello appunto per questo senso di grande relativismo. E io oggi volevo parlare un po' motteggiando Italo Calvino con le città invisibili, le lagune invisibili. Bisogna anche viaggiare con la fantasia. Io sono sicuro che il futuro, che non sarà come adesso perché sempre comunque cambia, sarà quello della slow life. Scusami questo termine latino. Slow life, che è l'andamento lento, la visione lenta delle cose. Noi oggi come oggi siamo comunque schiavi di mezzi di comunicazione, di mobilità, di spostamenti che ci condizionano. Non riusciamo a vivere se non c'è la macchina, se non c'è anche un sistema meccanico come la bicicletta, e abbiamo la concezione del vivere che è molto più veloce, frenetico, isterico rispetto per esempio a 200 anni fa. La grande fortuna di Venezia, tu parlavi del petrolio bianco, del sale, una ricchezza enorme nel Medioevo per la conservazione di cibi ed evitare le carestie. I veneziani nel 1100, nel 1000 prendevano, e chiamavano un po', erano già nati quella volta, prendevano, risalivano il Po e andavano fino a Pavia, che era la capitale del Regno d'Italia, a farsi ricchi col commercio del sale. Vedete come cambia? La cultura e il commercio fa tutto. Ecco che c'è Nettuno e c'è come? Mercurio.
che è il dio dell'aria. Ecco, allora io oggi pensavo una bella slow life, vita lenta, che potrà sicuramente far cambiare il territorio della laguna, e farlo tornare, dobbiamo fare uno sforzo di fantasia. Mi viene in mente Baron Corvo, Frederick Rolfe, che era un cittadino britannico come lui, che era anglicano, viene in Italia per farsi cattolico e scrive un libro che adesso è tornato di gran moda in Inghilterra, si chiama Adriano VII, dove lui da protestante diventa cattolico, poi diventa papa, un libro di scriteriato, un libro totalmente pazzo che adesso è tornato di moda. Ma soprattutto Baron Corvo scrive da Venezia, morì indigente in questa città, il Gazzettino gli riservò 3 righe dicendo è morto oggi un barbone fatto strano, è un cittadino inglese, punto, perché gli inglesi di solito erano ricchi quando erano a Venezia. E Baron Corvo scrive il desiderio e la ricerca del tutto. È un libro di fantasia estrema. Uno si mette a vivere in un topo veneziano e attraverso il topo veneziano gira la laguna, va a Trieste, attraversa l'Adriatico e va in giro per il mondo con questo topo, con questa barca. La barca come metafora della libertà. Baron Corvo non fu capito a suo tempo, però secondo me, nella sua genialità, lui aveva capito che questi spazi lagunari, che sono proprio slow life, sono spazi bellissimi e di gran pensiero e di grande poesia. Se voi vi prendete adesso, andate senza barca, senza motori, senza rumori e vi trasportano direttamente in mezzo alla laguna nord, ma vi sembrerà di essere in Amazzonia, vi sembrerà di essere in mezzo a un posto, ci sono il rumore più bello della natura, il silenzio spesso e volentieri. Ecco, se andate in laguna 2-3 km lontano da Mestre, da Venezia, e trovate una pace assoluta. Ecco, quando noi negli anni 70 abbiamo concepito questo libro di protesta perché venivano abbandonate le isole, era per noi una specie di ritorno culturale. Le isole potranno essere riabitate? Allora la riflessione è Venezia deve la sua fortuna alla mobilità marittima, perché una volta andare con le navi, andare per acqua, si trasportavano centinaia di tonnellate senza sforzo. Oggi è il contrario, la mobilità è su terra, su rotte, su gomma, aereo, quello che volete, per cui Venezia è diventata totalmente inutile, non è il luogo del grande privilegio degli scambi. Però secondo me ci sarà un ritorno. Adesso l'amico Marco Trevisan, che è di Venipedia, ti ringrazio perché siamo tutti filmati e catalogati, con quell'oggettino piccolo lì noi stiamo andando, praticamente potremmo anche in 2.0, nel senso, se volete con computer parlare di questa serata, quando tornate a casa o vedete domani, avete tutta la nostra piccola conferenza riportato su internet e resta a memoria, per cui lo spazio si è dilatato anche qui. Una volta era impensabile il fatto che io in presa diretta o il giorno dopo mi vedo una conferenza, ecco. Allora gli spazi, e qui parliamo della nuova comunicazione, quello è il futuro. Quando oggi si parla di 2.0, la totale il collegamento tra la persona che c'è, il luogo fisico, e poi lo spazio virtuale, che adesso la gente parla di 3.0, 4.0, farà sì che spostarsi, la mobilità, sarà una cosa totalmente superflua. Nel senso, io posso organizzare teleconferenze da casa mia, posso lavorare come un computer a casa mia, e spostarsi diventerà un luogo della ricchezza mentale. Per cui da Venezia, da Mestre, da Padova, io se voglio trovare lo spazio mio, spazio, e poetare con la fantasia e vedere le cose che non posso, mi basta andare a 5 km dal Canal Salso, godermi per esempio una balena a ottobre, quando ci sono le grolle, i fiori che cambiano colore, oppure, è lo spazio che mi arricchisce. Il concetto cambia. Perché cambia? Perché se io studio adesso e vedo, ma come mai un'isola a caso, San Servolo era l'ospedale di matti, perché una volta non c'erano i calmanti, non c'erano medicine, un matto era pericoloso, veniva segregato in manicomio con le sbarre. San Servolo era il luogo di matti ricchi, altrimenti c'era la barca dei matti, e li facevano crepare in mezzo ad un burcio, in mezzo alla laguna. E San Servolo diventa il luogo della segregazione, è un'isola, serve perché isola, è luogo fisico, ma anche un luogo di sbarramento totale. Se poi io penso, San Servolo, cos'era San Servolo? San Servolo nel VII-VIII secolo è terraferma, nel senso che i frati benedettini vanno lì a bonificare dei terreni. Io non voglio fare
riflessioni storiche di mio fratello, perché non tolgo l'argomento, nel senso io faccio un altro mestiere, per cui mi piace guardare più il futuro. Ma nel Pactum Lotario dell'840, per esempio, quando si parla del ducato veneziano, si parla di habitantes is locis, si parla di luoghi, non si parla di isole. Pensate solo a San Servolo, in 1000 anni di vita, come è cambiato, come luogo di bonifica, come luogo di sopravvivenza, poi come luogo purtroppo di segregazione dei matti. Adesso è diventata l'isola di Ca' Foscari, che fa studiare gli studenti all'università internazionali che vengono a Venezia perché è il luogo della meditazione, il luogo internazionale dove studiare. Vedete? Solo una piccoletta isoletta come San Servolo, come mentalmente cambia sia il nostro spazio mentale che il luogo di cultura. Ecco. Allora, quando mi ricordo, avevo fatto Ca' Foscari e il mio professore Vladimiro Dorido, un grande, che aveva bestemmiato negli anni 70 assieme a Tito Canale dicendo: ma non c'entrano i barbari, Venezia era Venezia ai tempi dei Romani, tutti agli addosso, no, stai sbagliando. Poi lui scrive un librone così, Venezia Romana, e oggi, a 10 anni dalla sua morte, se lo ricordiamo come un grande intellettuale. Ecco, era quello che volevo un po' farvi fantasticare oggi, che Le Corbusier, quando arriva a Venezia nel 63, e tutti i cronisti vanno lì e gli dicono perché doveva fare il progetto del famoso ospedale Le Corbusier, anche lì non discuto dell'inciviltà di Veneziano di non averlo fatto, noi però proprio siamo diventati decadenti e autoreferenti se non avevamo capito che il grande genio voleva fare un ospedale subacqueo, ibrido, che serviva sia alla comunità alla terraferma e sia alla Venezia, che all'epoca aveva quasi 200.000 abitanti. Adesso le cose sono ribaltate. Noi abbiamo adesso concepito l'ospedale in fondo là, però se si faceva nella gronda lagunare magari erano più comunità, no, contente. Ecco, Le Corbusier quando arriva, ci sono i cronisti del Gazzettino, del Corriere Adriatico, e dicono cosa pensi questa città? E lui dice è la città del futuro. E tutti si sta prendendo in giro. E un cronista dice ma ce lo può spiegare perché la città del futuro? Cioè, solo le grandi città moderne del XX secolo hanno il percorso viario separato da quello commerciale. Voi avete il Canal Grande per il trasporto delle merci e le strade, le calli per il trasporto delle persone, totalmente separate, come nelle città del futuro. È una bellissima riflessione questa. Ecco. Ho finito, nel senso, noi siamo partiti 40 anni fa, siamo diventati vecchi tutti quanti, però alla fine la laguna ci fa sempre riflettere e pensare, e siamo cresciuti, poi professionalmente abbiamo fatto altre attività, siamo andati anche in giro, però quello che il nostro humus primordiale è sempre stato questo magnifico ambiente, e credo che noi mestrini, noi veneziani, noi isolani, tante volte siamo gli ultimi a capire l'importanza del nostro habitat. Tutto qua. Enrico, ce la facciamo? 6 o'clock. E se ci sono domande, siamo qua. Prego. Io sono curiosa a sapere come nei secoli V, VI, VII avveniva l'approvvigionamento con l'acqua potabile a Venezia, cioè quello che chiamiamo oggi Venezia, perché sappiamo che dopo hanno scavato quelle cisterne, che hanno fatto i pozzi, ma all'epoca c'era l'acqua che risorgeva, soprattutto i pozzi. Se andiamo in un'isola abbandonata o quasi, che è la Cura, a nord di Burano, c'è una polla di acqua che è poi l'acqua San Benedetto. Dalle Alpi e le colline moreniche l'acqua scende e poi per una questione di vasi comunicanti sfiora in laguna, e la vita era possibile nell'ambiente lagunare, che di per sé è molto ostico, grazie a questa reperibilità facile di acqua dolce. Il Seriola, il canale che porta l'acqua dolce nell'Ottocento a Venezia, è un canale artificiale che arriva da Mira e prende le acque dal Sile, altrimenti era una comunità totalmente autosufficiente. L'acquedotto a Venezia arriva nel 1880, perché c'erano problemi di colera, di peste, di potabilità dell'acqua, altrimenti le comunità venete erano totalmente autosufficienti. Le grolle, come si chiama? Limonium?
Ci sono delle erbette, adesso la nuova cucina tende a reperire le erbe selvatiche, ci sono delle erbe igrofile, si dice in laguna, che danno una carica proteica, una carica nutrizionale che nessuno pensa. Per cui vivere di pesce, vivere di queste erbe fa sì che la comunità diventa ricca. Se poi riesce ad avere un surplus di reddito attraverso il sale, pensate. Nel 500 la città, la comunità veneziana aveva lo stesso bilancio in ducati d'oro della Francia o della Spagna messi assieme. Pensate alla ricchezza accumulata dal nulla, no? da questa realtà, da questa Repubblica di Castori. Comunque è vero, era un grossissimo problema anche per allora, il problema dell'approvvigionamento, perché poi queste isole che sono le parrocchie, poi queste micro comunità dove c'è la chiesa, dove c'è il pozzo, dove c'è il forno, la piscina di San Samuele. La piscina, però il problema dell'acqua dolce è sempre stato un grossissimo problema, è risolto con l'acqua piovana in parte, lei sa che i pozzi sono stati in un certo modo, ma prima della... e lì c'è tutto un percorso di barche che portano l'acqua però è un problema molto grosso che viene sentito e viene superato in epoca moderna con l'acquedotto, e poi paradossalmente è la rottura dell'acquedotto che porta all'inizio del Novecento i casi di colera, quelli descritti da Thomas Mann, perché quelli sono un effetto dell'acquedotto costruito da 20 anni che si rompe. La gente ormai si fida e beve l'acqua magari senza bollire eccetera e si becca il colera. Professore? No, soltanto una piccola... Professore di storia moderna a Padova. Prego, Salvatore. Una piccola, annotazione su una piccola contraddizione, sì, sul fatto di godersi la Laguna Nord è il fatto di potersi collegare attraverso gli strumenti informatici in qualsiasi paese o area del mondo. Cioè, questa realtà fisica è molto bella, ad esempio io che vivo a Mestre e sono nato a Venezia, sogno di avere una barca e di andare nella Laguna Nord, cosa che non mi posso permettere per tantissimi motivi logistici, economici e così via. Comunque, sarei contentissimo di essere nella Laguna Nord fisicamente. Ecco, come spiega questa piccola contraddizione? Chris ti direi di iscriverti ai 7 mari, però credo che l'abbia già chiesto. Siamo qui con Wikipedia, non possiamo criticare i nuovi sistemi informatici. Nel senso, fra poco, io quando citavo 2.0, 3.0, io sono sufficientemente digiuno e preferisco andare a remi o in barca fisicamente in un posto. Però il futuro dice che certe distanze, certe barriere attraverso la realtà virtuale verranno eliminate. Se magari lei, professore, non riesce nella laguna o perché non sa vogare o perché è costretto a stare a Mestre, credo che fra poco con delle cuffie, con degli occhiali speciali tridimensionali, adesso parlano anche di quadrodimensionali, addirittura con i profumi allegati, si potrà vedere una laguna che è virtuale secondo lei, sì, però le assicuro che i mezzi stanno talmente evolvendo e cambiando, basta andare in un film a vedere con gli occhiali a terza dimensione per restare abbastanza colpiti. È una contraddizione, vero, perché si parla di realtà fittizia, però questo, il mio riferimento era dovuto ai sistemi di comunicazione, la mobilità, che siccome sta cambiando in questo periodo, probabilmente tutte le distanze che una volta inibivano il fatto che per andare in laguna bisogna andare in barca, oppure c'è una difficoltà con la nebbia, difficoltà, oggi lo possiamo evitare, ecco, tutto qua. E la laguna non diventa più uno spazio di lavoro, ma uno spazio ricreativo, era questo il mio... Credo di essere andato un po' lontano, lo so, però insomma, se non si sogna cosa stiamo a fare? È un incubo, sì. Per noi, generazioni che siamo nati con la macchina per scrivere e con un certo altro modo di vivere, sì. Però se pensiamo che oggi una conferenza o lavorare si può lavorare a casa senza inquinare per 50 km con la benzina fuori, diventa un progresso. Come? È una cosa completamente diversa, sì, dall'ambiente, da vivere l'ambiente. Sì, sì. Credo che la suggestione... Professore, anche l'isola di Mazzocco è stata recuperata.
Mazzorbo, sì. A proposito, ecco, di relatività, il mega emporio Torcellon, che era Torcello, con 8.000 abitanti in epoca tardoromana, che era il porto principale, pensate i toponimi, 3 porti, Pordelio, la portualità era a nord di Murano, vicino al Tino, 2000 anni fa, e Mazzorbo era un appendice di Torcello, e c'era addirittura l'isola di Borgognone. Lì, per colpa dei fiumi e del deposito fluviale che portava spesso e volentieri la malaria, la zona dal punto di vista morfologico è molto cambiata, e se adesso andiamo a Mazzorbo l'acqua, il terrapieno è 1,10, 1,20 dal medio mare. Una volta probabilmente era campagna molto più consolidata. Ecco, l'ambiente lagunare, se una laguna nasce 6.000 anni fa e le Dolomiti hanno 10 milioni di anni, ci sarà una differenza territoriale, storica e concepibile, nel senso, se 6.000 anni fa lei era a Mazzorbo, probabilmente era terraferma, ok? Oppure, come ha detto mio fratello, la diversione dei fiumi, la creazione delle dighe. 150 anni fa il porto di Lido era inutilizzabile perché l'acqua era meno di 1 metro, le navi entravano solo dal porto di Malamocco. Santo Spirito nel Settecento venne totalmente scavato, sembra il canale Santo Spirito, sembra un canale naturale, invece artificiale, perché altrimenti la comunità non esisterebbe. Quando hanno parlato del Ficarolo, Portoviro, esattamente 4 secoli fa, se non avessero fatto la diversione del Bacchiglione dell'Adige e il Po di Maestra, che poi diventa Po di Venezia, hanno calcolato, sempre con i macchinari moderni, che la laguna non ci sarebbe più, sarebbe un grande canale come pensava forse Cornaro. Ecco. Comunque forse il Signore pensava a Mazzorbo, io voglio essere anche ottimista, perché Mazzorbo è molto esteso, nel senso che 44 ettari, è più grande di Murano ed è più grande di Torcello. Mazzorbo, secondo me, c'è stata un'operazione intelligente da parte del comune, perché se lei conosce a Mazzorbo la proprietà Scarpavolo, che è abbastanza grande, là il comune ha fatto una cosa molto intelligente, perché l'ha affidata a Bisol, che è questo produttore di prosecco a Valdobbiadene. Dopo, per carità, si può discutere che il ristorante è molto caro, ed è vero, però è anche vero che tutto lo spazio e i terreni, gli orti della Scarpavolo sono d'uso degli abitanti di Murano e di Torcello, cioè ognuno c'ha il suo pezzettino, che poi è un po' quello che diceva lui, la produzione a costo zero. Questi signori che magari si dilettano, sono pensionati a produrre gli ortaggi, poi li vendono a Bisol che ha il ristorante. Hai proposto la Verona, che è la vite prima della Filossera, la vite originaria delle lagune di 2 secoli fa, e lo vendono, non so, che ha resistito la parte. Prego signora. La costruzione del Mosel inciderà. Allora, tra noi, ha visto che c'è l'immagine? C'è l'immagine, sono 5. Là, vede, mi chiedono sempre. Là mi chiedono sempre, ma non c'entra il Mose sulle maree, purtroppo. C'è un discorso di. I vecchi di Sant'Erasmo ma anche noi hanno il terrore che salga tanto e che copra i loro orti. Che salga tanto cosa? L'acqua. Ma cosa c'entra il Mose? Il Mose è fatto apposta. Il fatto è che ci sono dei fenomeni che durano secoli, parlavo prima in maniera molto veloce di regressione, di trasgressione, di eustatismo e di subsidenza, cioè terreni che, tra l'altro l'ha spiegato anche Vladimiro Dorigo, il terreno lagunare è un terreno di torba che quando ci sono delle infiltrazioni la torba si cristallizza con l'acqua marina e si abbassa. Dicevo prima dei pavimenti in epoca romana, Costanziaco eccetera, sono esattamente, ci ha detto Ernesto Canal, a 2,35 m adesso sotto il livello marino, 2,35 m. Pertanto è la laguna che si è trasformata proprio per effetto di queste cose, che adesso stiamo vivendo un periodo di grande regressione e difatti l'acqua sta salendo per una serie di fenomeni. Nell'anno 1000 c'era il fenomeno contrario. Ci sono delle petizioni del 1100 degli abitanti di Santa Marta, che era poi un isolotto, chiamata appunto Santa Marta, era un isolotto.
ci sono delle petizioni al Doge perché gli abitanti di Santa Marta non si sentono sicuri perché vedono i cavalieri ungari che transitano a Mestre e a Marghera. E siccome la barena non era la barena quella che c'è adesso, era più bassa, e dicono se questi qua saltano al matto e magari vedono terra, c'era fango, e vengono qua ed era completamente diverso. Con l'istatura al piove. Esatto, adesso siamo in una situazione un po' strana. Tra l'altro chi si occupa di queste cose, gli scienziati, avevano previsto che poi che con il XXI secolo forse cominciava un periodo invece non è più così. Lei mi ha chiesto del Mose, molti mi chiedono cosa ne pensi del Mose. Allora io dico, come storico dico che così i tempi e l'evoluzione, la tecnologia portano a questo, perché la laguna, come dicevamo prima, è sempre stata salvaguardata per effetto dell'intervento umano. Se non ci fossero stati i vecchi che mettevano i murazzi o le dighe eccetera, il problema del Mose qual è? Che secondo me, dopo ognuno ha la propria opinione, è un'opera incredibile fatta da scienziati, ci hanno messo tanti anni per realizzarla, perché parliamo addirittura dopo dell'alluvione del 66. Il problema qual è? Non lo dico io, lo dice l'ingegnere Berpaus, che probabilmente, perché bisogna usare questo, come italiano, come europeo, ci auguriamo di sì, probabilmente salverà dalle acque alte, probabilmente, anche se gli oceani, i mari si alzeranno, probabilmente da questo punto di vista sarà efficace, però non è efficace dal punto di vista della profondità della laguna, perché la creazione di questi bacini scavati, qui c'è di mezzo, c'è un secolo da quando hanno fatto le dighe foranee, e si è parlato con qualcuno di Sant'Erasmo, ma neanche noi che non siamo Matusalemme, andare con il nostro pupalino quella volta in canale di Sant'Erasmo era tranquillo. Adesso sarà che si muovesse, ma non ci riusciamo mica, c'è una corrente tale che sembra di essere un fiume, e qua sono spaventati. Ma questo non è il problema delle alte e delle basse maree, è il problema della profondità e di quello che le dicevo prima, cioè l'immissione dei detriti non equilibria quello che viene perso in mare. Se avete sentito la televisione giorni fa, parlavano delle alluvioni di Vicenza eccetera, una soluzione che secondo me è anche una soluzione intelligente è quella vi ricordate l'idrovia, quella che non è mai stata realizzata tra Marghera, funziona ma c'è un pezzo che non è stato scavato, no? Allora questi studiosi dicono attivate l'idrovia Venezia-Padova e lì fate confluire il Bacchiglione, il Gorzone, cioè tutti quei fiumi che superato un certo livello possono salvare i cittadini delle varie città, della Vicenza eccetera, della provincia di Verona, di Vicenza, di Padova, e però anche essere utili, a proposito del doppio scopo, essere utili anche per portare questi detriti fondamentali per l'equilibrio della laguna. Perché secondo l'ingegner Berpaus la laguna, che mediamente, storicamente era 80 cm, sapete che ci sono barene, eccetera, canali, eccetera, adesso siamo arrivati a 1,20 m medio e si parla che fra 25 anni saremo 1,45 m. E qualcuno dice, si può parlare di laguna? Forse di pezzo di mare. Un esempio, Zendrini nel Settecento concepisce i murazzi. I murazzi costano al bilancio dello Stato cifre enormi che nemmeno gli olandesi spesero nel secolo successivo. È la più grande opera artificiale fatta in Europa per salvaguardare l'ambiente. Ecco, i murazzi cosa fanno? Questo cordone sabbioso naturale, che è il litorale di San Pietro di Pellestrina e del Lido, lo rendono artificiale attraverso dei masegni. Però diventa una specie di diga orizzontale, ok? Non è più un litorale sabbioso naturale che si trasforma e cambia a seconda delle maree e di depositi fluviali oppure dell'erosione marina, ma diventa un artefizio. Per quello lui diceva prima, è una laguna antropica la nostra, non sarebbe più esistita. Però se i nostri vecchi, ai tempi dello Zendrini, che era anche un matematico, non avessero concepito, si vedono nelle immagini del De Barbari, si vedono le palificade, ed era all'inizio mettevano dei pali del Caneto per poi mettere le pietre d'Istria.
e lì è rendere artificiale un territorio, ma lo fanno per protezione. Probabilmente anche lo Zendrini avrà avuto, come ai tempi di Cornaro e di Sabadino, i contrari, perché mica tutti erano favorevoli a opere del genere. La magistratura del Piovego, che è una delle magistrature più antiche della Repubblica di Venezia e del IX-VIII secolo, è per disciplinare il cambio delle nuove proprietà che prima erano di terra asciutta, poi diventavano barena, poi tornavano di terra coltivabile. Era tutto ammoltolabile, nel senso che dopo 10 anni andavi, non c'era più l'orto, c'era un canale, e in un posto a Sant'Erasmo dove c'era il canale c'era l'orto. Ecco, la magistratura del Piovego, che sono andati a vedere in archivio di Stato, nasce per questo, per l'estrema aleatorietà del territorio. Ecco che secondo me mio fratello ha fatto bene a mettere tutto in funzione relativa, perché quando si parla di laguna l'equilibrio è talmente ballerino. Ma non solo mica, se andate alle foci del Guadalquivir, che è la seconda più grande laguna dopo quella di Venezia, oppure le foci del Rodano, se andate a Aigues-Mortes in Francia, le Camargue, però le Camargue hanno fatto una scelta per salvare il porto di Tolone e il porto di Marsiglia, e i francesi sono intervenuti nell'Ottocento. Le Camargue belle, libere, con i cavalli selvaggi e tutto, ma esistono solo perché hanno pensato che qui non può esserci né una Porto Marghera, ma non c'era neanche una Venezia. C'era una città che si chiamava Aigues-Mortes, se siete mai stati, dove fanno la luna degli zingari ogni anno dall'Europa, però è una comunità di pescatori di 2000 anni, insomma, che non ha più senso. Ecco, io ho visto una volta, sono andato dove è nata Anita Garibaldi, al confine tra il Brasile e l'Argentina, c'è un posto che si chiama Lagoa, è una grandissima laguna, grande più della laguna di Venezia, e mi dicono che rispetto ai tempi di Garibaldi era la zona totalmente cambiata rispetto a 2 secoli prima, e perché lì è il sistema lagunare che è così. Ma ci sono dei dati che sono uguali in tutti i continenti, quando c'è una laguna è così. Scusate, ma c'è Enrico che ci guarda male perché dobbiamo chiudere. Grazie a tutti per l'attenzione.